La festa del 2 giugno a Rossano Veneto non è solo e doverosamente la festa della Repubblica, ma un'occasione in cui tutto il paese si mobilita in una serie di iniziative anche di respiro internazionale che animano il comune a 360 gradi, iniziative in grado di coinvolgere tutti, dai bambini agli adulti, dagli sportivi agli appassionati di musica ed altro ancora, ma soprattutto è anche l'occasione per offrire il giusto tributo alle tante organizzazioni di volontariato attive in paese. A Rossano ce ne sono più di 50 che sfileranno lungo via Roma a partire dalle 10 di mattina, sfoggiando ognuna i propri gagliardetti e le proprie divise. C'è poi attesa per l'arrivo del Trofeo De Gasperi, la gara ciclistica che per il secondo anno unisce Rossano, che non dimentichiamo le terre di biciclette, a Trento, in un percorso che partendo dalla località che diede i natali allo statista arriverà a Rossano attorno alle 4 del pomeriggio. Non sarà l'unica gara del 2 giugno, dalla mattina alla sera le rogge del paese ospiteranno la gara di pesca regionale che vedrà la partecipazione di oltre 30 squadre. Di portata internazionale invece la quarta edizione del Jammy Pop Contest. E ancora laboratori di pasticceria e cucina per bambini dietro al parco di Villa Caffo, i giochi di una volta, le prove di immersione subacquee accompagnate da esperti in un'apposita struttura creata per l'occasione, mostre pittoriche, fotografiche e altre iniziative ancora.